Il corpo senza vita è riaffiorato dalle acque fredde e melmose della canaletta che circonda Prato della Valle. È un 25enne del Ghana, l'uomo ritrovato cadavere questa mattina in pieno centro a Padova. L'allarme è stato dato da un passante che stava passeggiando vicino all'isola Memmia verso le 7:40. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo senza vita. I medici del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul cadavere non sono stati riscontrati segni di violenza. Il pubblico ministero ha comunque disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Potrebbe trattarsi di un suicidio o forse l'ipotesi più probabile è che il giovane straniero sia accidentalmente caduto nella canaletta che circonda l'isola Memmia per colpa di un malore o di una distrazione. La morte risale alla notte, quando le temperature scendono sotto lo zero. Per fare chiarezza verranno acquisite anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Il 25enne ghanese era in Italia da anni, aveva un permesso di soggiorno regolare e non aveva precedenti penali.